Che profumo! Che profumo! Si mangia bene. Si mangia bene. Ciao a tutti! 幸せ気分のイタリア語ナビゲーターの川尻アンジェロです。今日取り上げるフレーズはChe profumo なんていい香りという表現ですが、ここで質問。Che profumo vi piace? Da Claudio? Io vado pazzo per l'odore del pane appena fatto a prima mattina e anche per il mare, quando fai una passeggiata a prima mattina. Anche a me piace l'odore del mare e della flora mediterranea. Pensate che io ho a casa un mazzo di fiori secchi raccolti al mare in Italia e tutte le volte che li annuso mi ricordo appunto del mare italiano. Allora, io devo dire che anche a me piace l'odore del pane appena sfornato, io lo adoro. E poi mi piace anche l'odore dell'erba tagliata, perché mi ricorda la mia infanzia, quando mio nonno d'estate tagliava sempre l'erba della casa in montagna e eravamo tutti lì riuniti e quindi mi riporta alla mente quei tempi. 今日はサルデーニャのいろんなハーブが登場します。それでは VTR を見てみましょう。Prego! L'espressione che impareremo oggi è che profumo, che più sostantivo. È un'espressione molto utile che utilizziamo per esprimere le nostre emozioni. E a proposito di profumo, oggi andremo a fare un'esperienza bellissima. Andremo a raccogliere le erbe selvatiche tipiche della Sardegna. Ciao! Ciao, Loris? benvenuto. Ciao Sara. Molto piacere. Piacere Ciao mio. Sara. Ciao. Sara, è qui che vieni a raccogliere le erbe tu? Sì. Allora, alcune erbe in particolare è qui, che siamo già intorno ai 900 metri, questo è l'altipiano di Marghine. Ah, belli alti siamo. Sì, siamo belli alti. Fai così. Mamma mia, aspetta, posso farlo anch'io? Sì, fallo anche tu. Quindi lo tocchi un po' così, senza esagerare. Sì. Mamma mia, rimane proprio sulle mani. Sì, è bellissimo. Che profumo! Quindi qua è facile individuarlo in questo periodo perché è in fioritura e quindi riesci a individuare i fiorellini in mezzo alla macchia. Quindi questo è il periodo dell'anno migliore per raccogliere Esatto, il timo. Sì, Ok, esatto. benissimo. Come molte altre piante che sono in fioritura. Chiaro. ovviamente. Wow, che colore! Questo è Che cos'è? l'iperico. Iperico. Questo è iperico. Ok. Oppure erba di San Giovanni. In questo periodo noi la raccogliamo appunto i fiori per poter fare l'oliolito. Vediamo un po', qua ce n'è un pochino. Sai che cos'è questo? No, dimmelo tu, Questo cos'è? è il finocchietto selvatico. Senti il profumo? Posso? Sì, Che profumo squisito! hai visto? Sa un po' di, fresco di menta, di Assaggia. anice, ecco, un po' come il finocchio praticamente. Questo si può mangiare Sì, così si può mangiare com'è? così. Molto, molto, molto aromatico. Cioè, quando a casa dobbiamo fare il minestrone, mia madre gli dice a mio padre: portami un po' di finocchio. No, campagna. Intende questo qui. Cioè questo. Buonissimo. No, guarda, Cosa c'è? questa pianta. Ah, Vediamo un po'. oh wow! Accidenti! Che stelo lungo. Guarda.
Ah, non me ne ero Guarda, accorto. Questo è aglio. Aglio selvatico. Ah, aglio selvatico. Sì. Ma dal fiore non l'avrei mai detto. Sì, è bellissimo. Che forma particolare. Sara, grazie mille per questa bellissima esperienza, questa passeggiata nel verde. Ho imparato un sacco di cose interessantissime sulle erbe della Sardegna. Bene, sono contenta. Però adesso andiamo a vedere come si utilizzano in cucina. Cosa Sì, dici? sì. Che fame. Beh, la natura in Sardegna è proprio ricca, no? È la prima volta che io vedo l'aglio selvatico, cioè, Davvero? non so voi se l'avete mai visto. No, anche per me è la prima volta. Che pianta cresce nella vostra zona? Claudio? Allora, a Napoli vicino abbiamo il Vesuvio, quindi in quella zona ci stanno tantissimi aromi, ma diciamo che il Vesuvio poi è famoso per i pomodorini del Piennolo, che vengono utilizzati in tantissime pietanze, e siccome c'è anche il mare, poi abbiamo i vari frutti di mare, che sono molto famosi e sono alla base di tantissime ricette campane. In Toscana in autunno molti vanno a cercare i funghi. Mio babbo pure tutti gli anni va a cercare i funghi in montagna. I più famosi sono i porcini, ovviamente, e i porcini si mangiano sia freschi, sia secchi, sia fritti, in qualunque modo. E quando vivevo in Italia anch'io a volte andavo con mio babbo a cercare i funghi, è molto divertente perché sei in mezzo alla natura, nel bosco. Anch'io ho questa esperienza di andare a prendere i funghi, anche se non troppo spesso, devo dire la verità. Più che altro quando andavo nel bosco, sempre nella zona di Como, in montagna, andavo spesso a raccogliere le more nel bosco e o le mangiavamo così direttamente dall'albero, oppure se erano proprio tante le raccoglievamo e le portavamo a casa. ここで今日のキーフレーズ解説。イタリア語講師の張麻子です。 Che profumo. Che profumo. けに名詞を続け、気持ちを込めて言えば、なんて何々なんだと驚きや感動を表すことができます。プロフーモは香りのこと。このフレーズはかぐわしい香りを嗅いだ時の感動を表しています。 Che profumo! Beh, io in Italia fin da piccolo ho sempre giocato a calcio, quindi sentire l'odore dell'erba naturale mi ricorda il prato del campo da calcio. Quindi dico che profumo, perché proprio per me è un profumo quello del campo da calcio. Oltre a che profumo, se al posto di profumo mettiamo altri nomi, dopo il che possiamo anche creare altre espressioni, no? Anche nel video, per esempio, dicevano che colore, che stelo lungo, o frasi del genere. Ok, quindi interessante, no? では、どんな風に使えるのかキーフレーズを使った会話を見てみましょう。 Claudio, fra poco è il compleanno di Angelo, che ne dici se gli organizziamo una festa sorpresa? Che idea! Sono sicuro che vi farà molto piacere. Ho anche già comprato un ottimo vino, possiamo berlo alla festa? Che meraviglia, ma ti sarà costato una fortuna. A dir la verità ho vinto 100 euro al gratta e vinci. Che fortuna! Complimenti! Dai, allora mi aiuti con i preparativi per la festa? Con molto piacere. Aspetta che chiamo Angelo e gli chiedo un attimo che cosa vorrebbe per il compleanno. Che dici? No, no, fermo, cosa fai? No! No! K にいろいろな名詞をつけると驚きや感動を表せます。イタリアで素晴らしい感動に出会った時、ぜひ使ってみてください。 Impariamo un'altra espressione. Si mangia bene. Si più verbo è un'espressione molto utile che si utilizza quando vogliamo esprimere un'azione generale. Andiamo, Sara? Sì, andiamo. Andiamo. Permesso? Possiamo? Oh, buongiorno. Lui è Antonio. Benvenuti. Mi chiamo Loris, piacere. Ciao. Salve. Lei è Grazia. Molto piacere, Loris. Grazie. Molto piacere.
I boccioli, noi li mangiamo prima, sono ancora verdi e belli duri. Sembra una capra, un animale, mangio tutto. Hai un istinto che ti dice quella la posso Sì, mangiare. quella però va l'ho bene. sentita tanta gente. Sì. Però non parlo tu, No. che non lo conosci, che non conosci l'erba, mi stai capendo? Perché se tu vai in cerca del prezzemolo, magari ti mangi la cicutta. È bello che siano un po' croccanti, giusto? Che profumino! Che cos'è, guanciale? Assaggiamo? Facciamo prima da sapere. Com'è? È il guanciale, è ottimo, è squisito. Bene? Mm. Bene a scuola. E quello è il timo che avevo raccolto prima. È freschissimo, chilometro zero. Tutte le verdure sono coltivate qui, poi grazie al sottolio. Mangiamo con le mani. con le mani. La pelle a me piace molto in genere. Cotto benissimo, succoso, come deve essere. Si mangia bene. È buonissimo, sembra yogurt. Infatti ti ho detto, Una specie. noi lo chiamiamo Presolito. per far capire un pochino, yogurt sardo, ma Infatti. È freschissimo. Sono tutte cose che producete voi comunque, no? Tutto vostro. Tutto qua. Il pomodoro della pasta, la Pomodoro, carne, la carne, il latte del formaggio, mamma mia. l'insalata, il grano del pane. Tutto. Si vive bene qua. No, alla salute. Alla salute. Beh, sembrava un pranzo molto divertente, no? Nelle vostre famiglie c'era questa abitudine di pranzare insieme? Claudio? Sì, guardando questo video mi ha ricordato tantissimo le domeniche che passavo a casa dei miei nonni, perché anche mia nonna aveva il forno per fare la pizza, quindi alcune volte magari faceva la pizza oppure il barbecue e poi mi ricordo che con tutti i miei cuginetti poi a fine, dopo aver pranzato, si giocava a calcio balilla, poi si univano anche i grandi, quindi ci si divertiva un sacco fino a sera. Anche da me tuttora d'estate soprattutto a casa mangiamo spesso fuori in giardino. Mangiamo fuori, magari a volte inventiamo amici e ognuno porta qualcosa da mangiare, facciamo la pizza tutti insieme. Anzi, a volte, siccome abbiamo dei vicini che hanno il giardino subito accanto al nostro, passiamo anche delle pezzi di pizze a loro e facciamo un po' a scambio. È divertente, sì, è una cosa molto italiana, credo, questa di festeggiare, mangiare tutti insieme, anche se non sono occasioni particolari, ecco. Sì, è vero, anch'io con la mia famiglia faccio spesso questi pranzi, queste cene insieme. Però per quanto riguarda invece le feste con gli amici, io mi ricordo anche quando ero alle superiori facevamo qualche volta la festa in piscina. Ad esempio una mia compagna di classe aveva la piscina nel suo residence dove viveva e erano molto carine, portavamo da mangiare, c'era sempre la lotta perché tutte le ragazze volevano portare il tiramisù perché era il più semplice e poi insomma, quindi oltre a vari tiramisù avevamo poi altri piatti preparati dalla mamma, le lasagne.
Sì, agli italiani piace pranzare e parlare insieme, no? Quindi direi, prossima volta, pranzo insieme? Ok, dai. Forse Pranzo, piscina, calcio. Hai visto? Ok, va bene? Organizzato. Io porto il tiramisù. Ok, È perché è quello facile da fare. ここで今日の一言フレーズ解説。 Si mangia bene. Si mangia bene. しは辞書を引くと意味がたくさん載っていますが、このフレーズのしは人を表します。マンジャは動詞マンジャーレ食べるの三人称単数形です。ベーネはよくという意味。主語を誰と特定せず、人は美味しく食べる、食事が美味しいということを表しています。 Si mangia bene. Quindi questa frase si usa più che per un'opinione personale, per un fatto comune, condiviso da più persone. Sì, esatto. Per esempio, in Italia si può dire che a Natale si festeggia il Natale con la famiglia. Nessuno ha dubbi su questo, no? Oppure anche come dicevano nel video, in Italia si vive bene. Claudio, che espressione conosci? In Italia d'estate si va al mare per prendere il sole e per divertirsi. Ok, capito. ユーロ共通企画幸せフレーズ。別れ際に良い一日をという時。Buona giornata. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ten un buen día. Ten un buen día. Con このコーナーでは今イタリアの人々が注目しているニューストピックを伝えてもらいます。Anche oggi sarà Chiara a presentarci qualcosa. Grazie. La notizia di oggi è questa qua. Questa è la notizia di questo giovane ragazzo la cui canonizzazione come futuro santo è stata confermata dal Papa. Lui fin da giovane, fin da piccolo, è stato un fervente credente nella fede cristiana e essendo anche molto bravo col computer, avendo delle conoscenze, ha usato queste sue conoscenze dell'IT per diffondere la fede cristiana nel web e quindi nel mondo. Purtroppo però nel 2006, all'età di 15 anni, quindi molto giovane, è morto di leucemia e dopo vari anni è stato il fatto che lui appunto molto fin da giovane contribuisse a diffondere la fede nel mondo è stato riconosciuto dalla Chiesa e appunto proprio quest'anno è stato la sua canonizzazione come futuro santo è stata proclamata, è stata decisa. È molto interessante. In realtà in Giappone non si conosce molto la cultura dei santi, la cultura della Chiesa, mentre in Italia è una cosa molto importante che comprende anche la lettura del calendario. Sì, infatti la cosa interessante in Italia è che ogni giorno, basta guardare il calendario, ogni giorno si festeggia un santo diverso. Tra l'altro il santo più conosciuto in Giappone, che è anche conosciuto in Italia, è San Valentino, che è la festa degli innamorati sia in Giappone che in Italia, giusto? Sì, sì, è così. E poi ogni città in Italia ha un suo santo patrono che è il protettore della città. Ad esempio a Milano c'è Sant'Ambrogio che si festeggia il 7 dicembre. Il giorno di Sant'Ambrogio segna l'inizio della festività natalizia a Milano. Grazie a voi perché avete spiegato questa cosa, perché è difficile capire, no? La cultura italiana, quindi è stato molto interessante, grazie. 幸せ気分のイタリア語、次回は今月学んだキーフレーズをおさらい。 È davvero in forma. Facciamo un giro. お楽しみに。